Giovedì 22 ottobre, Piazza Donada, in solidarietà con tutte le altre piazze d'Italia. E siamo con un gruppo di commercianti, artigiani, cittadini, come qualcuno ha sottolineato, e vogliono dimostrare il loro disappunto per tante decisioni prese. Allora, io già da ieri mattina a stasera annullate, già 15, non annullate, posticipate a data da destinarsi, 15 cerimonie per l'8 di novembre dei ragazzini Cresime e Comunioni, quindi già un danno economico elevato, voglio dire, perché in 2 giorni e siamo solo all'inizio. Allora, partendo che la pandemia è ormai a livello mondiale, cos'è che potreste chiedere voi come sostegno? Allora, io credo che ci siano stati tanti mesi a disposizione durante l'estate per il governo per prendere delle, non precauzioni, ma comunque iniziare delle iniziative per poter tutelare il paese, dare la serenità a tutti quanti di lavorare, e invece qui ci ritroviamo che in Campania hanno già iniziato a chiudere le province, quindi per muoversi autocertificazione. In Lombardia ci stanno arrivando, qui da noi sarà questione di 1 settimana, 15 giorni? Cioè, è possibile andare avanti in questo modo? Con tutti i miei amici, compagni, tutte le orchestre e tutto il mondo dello spettacolo che oggi ha manifestato a Roma. Non sono potuta essere con loro a Roma, però sono qua per dargli tutta la mia solidarietà, anche perché io ero proprio specifica nel mondo del ballo. Tutte le sagre sono state perse durante tutta l'estate, le sale da ballo che avevano misure molto più buone, anche dello stesso supermercato. Noi andiamo al supermercato, nessuno ci misura la febbre. Nelle sale da ballo, nei circoli, misurava la febbre, c'era il gel, in più ballavano solo tra di loro, marito e moglie. Non è possibile dire movida su quei posti lì, e invece non c'è stata la differenziazione di questa cosa qua. Questo non è ammissibile. Niente, siamo scesi in piazza con le altre partite IVA perché siamo molto in difficoltà anche noi. Malgrado vedo stasera non c'è nessuno del comune di Portoviro a fianco dei propri cittadini a combattere questa problematica che colpisce tutte le partite IVA su tutti i settori, che sia dal commercio ai bar e ai ristoranti. Ecco, la proposta che potresti fare tu come operatore appunto del mondo del ittico? Non so, sgravi fiscali, cosa potrebbe essere? Sì, ci vorrebbe degli aiuti economici e lasciare aperto tutto, che la gente possa lavorare, perché stanno facendo solo paura alle persone, che in questi casi dopo non escono più né nei ristoranti né a comprare il pesce, e così vale per tutti i settori. Intanto hanno avuto tanto ma tanto tempo, e le misure potevano prendere in questo tempo che ci siamo stati fermi, e naturalmente non hanno fatto niente. Ma cos'è che voi come categoria, per esempio, di musicisti potevate proporre? Nel senso che noi proponiamo sgravi fiscali, qualche contributo? Gli aiuti che non sono arrivati, che si è fermi da febbraio, e quindi siamo considerati lavoratori di seconda categoria. Cioè, tutti gli altri hanno avuto o gli aiuti o continuano a lavorare. Il settore spettacolo non sono lavoratori, quando sappiamo benissimo che ci sono famiglie, dipendenti e quant'altro. Quindi una proposta che potresti fare al governo? Non solo gli aiuti, chi può deve continuare a lavorare, con le protezioni, ma deve continuare a lavorare. La solidarietà con questi cittadini, naturalmente si è cercato anche di evitare prima di tutto gli assemblamenti. Anche sugli assemblamenti potremo parlare ore, potremo parlare anche di trasporti, che sono un'altra parte dolente, e a tutti voi sicuramente solidarietà.